Pensiero del giorno mercoledì 19 febbraio. Amare e donare. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Marco, capitolo 9, versetto 41. Non conta se possiamo dare molto o poco. L'importante è il come doniamo, quanto amore mettiamo anche in un piccolo gesto di attenzione verso l'altro. A volte basta offrirgli un bicchiere d'acqua fresca, come precisa il Vangelo di Matteo. Un bicchiere d'acqua, appunto, gesto semplice e grande agli occhi di Dio, se compiuto nel suo nome, ossia per amore. L'amore ha tutte le sfumature e sa trovare i modi più adatti per esprimersi. È attento l'amore, perché dimentico di sé. È premuroso l'amore, perché scorta nell'altro una necessità, si fa in quattro per venirgli incontro. È essenziale l'amore, perché sa accostare il prossimo anche solo con un atteggiamento d'ascolto, di servizio, di disponibilità. L'amore ci darà occhi nuovi per intuire ciò di cui gli altri hanno bisogno e per venire loro incontro con creatività e generosità. Il frutto, i doni circoleranno perché l'amore chiama amore. La gioia si moltiplicherà perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, ottobre 2006. Parola di Vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubick. Solo lo difundimos lo más fiel posible.